Questo webinar è la quarta ed ultima iniziativa di un ciclo di seminari online organizzati prima dall'Università di Udine, poi da quella dell'Aquila e poi dall'Università di Milano, oggi appunto dall'Università di Bologna, nell'ambito del PRIN 2017 sul tema della povertà del lavoro. E il ciclo di seminari rappresenta, oltre che una preziosa occasione di confronto per l'unità di ricerca al loro interno, tra le varie unità tra di loro e col resto della comunità scientifica, anche un primo importante momento di divulgazione e di confronto dei risultati del progetto che ha preso l'avvio nel marzo del 2020, che si trova pertanto all'inizio del secondo anno delle proprie attività di ricerca. Quindi non abbiamo l'ambizione di presentare risultati scientifici, per così dire, assestati e conclusi o conclusivi, e ci proponiamo invece di confrontarci, come dicevo, fra di noi e con voi. E giusto qualche considerazione brevissima sulle attività sino ad ora svolte. Il primo webinar organizzato dall'Università di Udine ha affrontato il tema della povertà del lavoro nella prospettiva della professionalità. Mentre allora non mi sentite? Mi sentite? Se vedo un messaggio dalla professoressa Magnani che non mi sente. Voi, Giulio? Io sento regolarmente. Sì. Anch'io, Carlo, ti sento bene. Io pure. Ecco, dunque, dicevo, mentre il secondo webinar organizzato dall'Università dell'Aquila ha avuto ad oggetto invece ha esaminato il tema del lavoro povero sotto diverse angolazioni, non soltanto quella giuslavoristica, ma anche con attenzione all'evoluzione storica, gli apporti della scienza economica, che ovviamente ha un rilievo centrale nella comprensione delle cause e delle dimensioni del fenomeno. Il terzo webinar organizzato dall'Università di Milano si è posto sulla scia del precedente e, preso atto dell'esistenza del fenomeno del lavoro povero e dei suoi contorni, ha affrontato gli strumenti propri dell'analisi giuslavoristica con attenzione alle fonti nazionali e a quelle interne ed internazionali, specialmente per definire i concetti di lavoro dignitoso e di sfruttamento. Noi ci collochiamo, diciamo così, nella scia del lavoro svolto, interrogandoci in particolare su quali possono essere le strategie di contrasto al lavoro povero sotto diverse prospettive, e in particolare con riguardo al tema della retribuzione e a quello delle misure di sostegno al reddito. Gli interventi che si succederanno avranno come protagonisti gli appartenenti al nostro gruppo di ricerca, dopo i quali si dovranno attenere rigorosamente al termine di 15 minuti, dopo che avrò dato la parola alla professoressa Mariella Magnani, emerita dell'Università di Pavia, una cara amica e una eccellente studiosa anche di questi temi, che invece non ha questo vincolo di tempo rigido, e quindi mi rimetto alla sua liberamente alla sua esposizione, che ci parlerà del salario minimo legale nella prospettiva giuridica, perché poi seguiranno anche servirà un intervento sulla prospettiva economica. Qui mi fermo per non portare via tempo ai nostri relatori e cedo la parola alla professoressa Magnani, che ringrazio ancora moltissimo per aver aderito al nostro invito, dando così lustro e un contributo alla nostra ricerca. Allora, grazie Carlo, ringrazio te e gli organizzatori di questo interessante seminario per avermi invitata. E io parlerò del salario minimo legale tra contrattazione e giurisprudenza, come è scritto in locandina. Sebbene le politiche di contrasto al lavoro povero non si riducano al salario minimo legale, non c'è dubbio che esso, il salario minimo legale, ne costituisca un nucleo centrale.
tant'è che il gruppo di lavoro recentemente costituito dal Ministero del Lavoro allo scopo di, cito tra virgolette, assumere interventi e misure alla povertà lavorativa e di cui faccio parte, parte proprio dallo strumento del salario minimo. Da tempo mi occupo di salario minimo, diciamo tra i non molti giuslavoristi in Italia. La definizione di un salario minimo legale per lo più intercategoriale è diffusa, come sappiamo, in tutto il mondo. La gran parte dei paesi dell'Unione Europea, da quelli più grandi e storici ai cosiddetti newcomers, ha un salario minimo stabilito per legge. Al club dei paesi con salario minimo si è aggiunta recentemente, come pure sappiamo, a partire dal 2015 la Germania. Ecco, in Germania, come reazione all'autoritarismo del periodo nazista, con la determinazione della politica salariale da parte del governo, associazioni datoriali e sindacali erano sempre stati concordi nel rifiutare di attribuire allo Stato il compito di fissare i salari minimi. E il loro atteggiamento però è mutato quando, a seguito dell'erosione della contrattazione collettiva nazionale dovuta anche alla diffusione di contratti single employer in sostituzione del contratto nazionale, in un certo numero di settori produttivi salari adeguati non potevano più essere garantiti. L'Italia, come sappiamo anche, è tra i paesi privi di un salario minimo fissato per legge, e la sua introduzione, l'introduzione di un salario minimo è oggetto di un dibattito inspiegabilmente inconcludente, a mio avviso, che vede comunque l'opposizione, o forse oggi almeno la freddezza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro, e anche quella meno spiegabile, a mio avviso, dei sindacati dei lavoratori. Il timore principale di questi ultimi è che la determinazione, semplifico naturalmente un pochino, ma comunque il nucleo dell'opposizione sindacale è determinato da questo, cioè dal timore che la determinazione di un salario minimo da parte del legislatore finisca per abbattere i livelli dei salari contrattuali. Eppure storici studiosi delle relazioni industriali, si pensi a Sidney e a Beatrice Webb già alla fine dell'Ottocento, hanno evidenziato che, lungi dall'ostacolare la contrattazione collettiva, il salario minimo legale risponde alle esigenze sia di garantire una tutela minimale a settori che il sindacato non è in grado di raggiungere, sia di fornire un sostegno generalizzato di base all'azione sindacale, sempre suscettibile di miglioramento. Vi sono disegni di legge presentati in Parlamento che cercano di superare l'opposizione sindacale, demandando in prima battuta ai contratti collettivi di fissare il minimo salariale, con tuttavia la fissazione di un limite quantitativo operante come pavimento per la contrattazione collettiva e comunque come parametro per i settori non coperti dalla contrattazione stessa. Questo limite quantitativo, che non lo nascondo è difficile fissare, tenendo conto di tutte le variabili, in primis economiche, dovrebbe essere oggetto di un dibattito. Quando parlo di tutte le variabili in primis economiche, parlo ad esempio delle diversità legate ai territori, in particolare nord-sud, dimensioni delle imprese, età dei lavoratori. Ecco, la posizione di avversione in qualche misura preconcetta rispetto all'idea di un salario minimo legale ha fatto sì che la discussione non si sia mai spinta fino a questo punto che invece è imprescindibile se si vuole pervenire a soluzioni razionali in un senso oppure nell'altro. Insomma, la discussione sul salario minimo, come mi è capitato di scrivere, si è sterilmente arrestata sulla soglia dell'AN senza mai arrivare seriamente a quella del quo modo.
Ora, l'impulso ad una maggiore concretezza nel dibattito può provenire dalle istituzioni europee. Sappiamo che la Commissione europea ha proposto a fine 2020 al Parlamento e al Consiglio l'adozione di una direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea, di cui sono grandemente discusse la base giuridica e l'effettiva portata. Questa iniziativa europea, su cui non mi soffermo, magari su qualcun altro si soffermerà, questa iniziativa europea, a dispetto della sua gracilità, se così possiamo dire, potrebbe avere il merito di portare il dibattito italiano fuori dalle secche, cioè fuori dall'inconcludenza e dall'apriorismo che l'ha fin qui caratterizzato. Un'ultima notazione su questo punto. L'apertura di un dibattito serio sul salario minimo orario avrebbe anche l'effetto benefico di rendere finalmente trasparenti e forse semplificare le buste paga italiane, caratterizzate da un anomalo affastellamento di voci, in specie di retribuzione differita, spesso del tutto anacronistico. Incidentalmente penso a quando Giugni, parlando dell'indennità di anzianità poi riformata e trasformata in TFR, faceva notare il carattere paternalistico e sempre meno giustificabile a fronte del progresso del welfare state di questa voce retributiva, nei termini in cui è configurata tipicamente italiana, ma anche senza arrivare a tanto, basti pensare ad altre voci, la retribuzione per le festività soppresse, la 14ª, ma se vogliamo anche in un certo senso la 13ª mensilità. Comunque, fatta questa premessa di carattere generale, bisogna subito evidenziare che una delle ragioni, se non la principale ragione della insensibilità italiana al salario minimo legale risiede, come sappiamo di nuovo tutti, nell'articolo 36 della Costituzione e nella sua applicazione giurisprudenziale, da qualcuno indicata come la via italiana al salario minimo. E in effetti, diversamente da paesi che conoscono un sistema di salario minimo legale, l'Italia, ed è probabilmente un unicum, contiene proprio nella sua Costituzione una norma che sancisce indirettamente la misura del salario, facendo riferimento ai principi di proporzionalità e sufficienza. La norma, sin dai primi anni 50, con esito non scontato, è stata ritenuta immediatamente applicabile nei rapporti interprivati, indipendentemente dall'interposizione del legislatore. Ebbene, il rapporto tra articolo 36 della Costituzione ed il salario minimo legale è un rapporto non facile, è un rapporto difficile. I tempi addietro, negli anni 60, proprio l'articolo 36 della Costituzione è stato addirittura ritenuto da qualcuno un ostacolo all'introduzione di un salario minimo in Italia, stante il duplice criterio posto dalla norma, l'articolo 36, della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e il criterio della sufficienza a garantire al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Un duplice criterio che non si poteva soddisfare, si diceva, attraverso una legislazione sui minimi salariali che, per come è normalmente costruita, semmai sarebbe improntata unicamente al criterio della sufficienza. Ecco, non si può negare che le indicazioni che provengono dall'articolo 36 della Costituzione siano enigmatiche, tant'è che vi sono state in dottrina diverse letture della norma e della relativa giurisprudenza applicativa. Secondo qualcuno, la giurisprudenza applicativa dell'articolo 36 della Costituzione privilegerebbe il criterio della proporzionalità. Secondo qualcun altro sarebbe privilegiato il criterio della sufficienza. A mio avviso è corretta la conclusione per la quale i giudici hanno fatto un uso sostanzialmente indistinto dei criteri di proporzionalità e sufficienza, a conforto della tesi
che ho altrove sostenuto che la norma contenga in realtà più che indicazioni contenutistiche, indicazioni procedurali, nel senso che, cioè, ciò che la Costituzione esclude è che è la consegna della misura della retribuzione alla sola autonomia individuale, invocando l'intervento di una autorità salariale, che potrebbe essere la contrattazione collettiva, la legge o, in mancanza dell'una o dell'altra, come avviene in Italia, il giudice, la giurisprudenza. Comunque, è escluso che l'articolo 36 della Costituzione possa essere un ostacolo all'introduzione in Italia di un salario minimo intercategoriale. Escluso questo, è vero però che ad allontanare l'ipotesi del salario minimo è stata la sua applicazione giurisprudenziale, l'applicazione giurisprudenziale del 36. È il giudice che in caso di contestazione determina sostanzialmente qual è la retribuzione proporzionata e sufficiente, sebbene secondo le indicazioni della Corte di Cassazione esso, il giudice, debba usare un certo self-restraint, assumendo come parametro di riferimento, sia pure non vincolante, i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi nazionali. Ed anzi costituisce ius receptum che se il giudice al fine di determinare la giusta retribuzione intende scostarsi dalla norma collettiva ha l'onere di fornire la opportuna motivazione. L'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 36 della Costituzione non surroga tuttavia, a mio avviso, e non solo a mio avviso, una legislazione sui minimi salariali. E questo per una serie di motivi. In primo luogo, occorre che un contratto collettivo ci sia per desumerne i minimi retributivi. In secondo luogo, non si sfugge ad un certo soggettivismo giudiziale, quantomeno perché i contratti collettivi sono utilizzati solo come parametri orientativi da cui il giudice, motivando, può discostarsi, come sappiamo, sia in più sia in meno. Ad esempio, alcune decisioni hanno tenuto conto, per discostarsi in meno, dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, delle condizioni locali del mercato del lavoro e del costo della vita, delle mercedi praticate nella zona, del suo carattere artigianale. Altre decisioni, come vedremo tra breve, hanno preso a discostarsi in più, anche rispetto ai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi. In terzo luogo, cioè qual è il terzo motivo per il quale, a mio avviso, e non solo a mio avviso, la giurisprudenza applicativa del 36 non surroga una legislazione sui minimi. In terzo luogo, l'adeguamento, e questo mi pare alla fine l'argomento conclusivo, l'adeguamento salariale ottenibile attraverso il ricorso al giudice dipende dall'iniziativa individuale del singolo lavoratore, mentre l'introduzione per legge di un salario minimo avrebbe ovviamente un maggior grado di effettività, perché sarebbe presidiata dagli strumenti sanzionatori a vigilanza pubblica. Naturalmente, come ammonisce l'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, fin dalla Convenzione numero 26, addirittura del 1928, ratificata dall'Italia, tali strumenti di vigilanza e sanzionatori devono essere adeguati, ma questa, come evidente, è un'altra questione. Recentemente, anche a prescindere dall'effetto di trascinamento da parte della proposta di direttiva europea, il problema del salario minimo ha acquistato attualità in Italia a seguito della proliferazione di contratti collettivi nello stesso ambito di riferimento, proliferazione dovuta alla frammentazione sindacale e datoriale. Ne troviamo traccia in alcuni recenti scritti, ne ricordo uno di Centamore.
Si può effettivamente ben dire che l'interruzione dell'integrazione sistemica tra l'ordinamento sindacale e l'ordinamento statale ha reso problematica, meglio, tra l'ordinamento statale e l'ordinamento intersindacale ha reso problematica l'individuazione dell'equa retribuzione ex articolo 36 della Costituzione. È pur vero che in settori particolarmente sensibili e vulnerabili il legislatore ha cercato di portare ordine proprio in materia retributiva, rinviando alla disciplina posta dei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Tipico è il caso del trattamento economico previsto per i soci di cooperativa, ma si può aggiungere il caso dei dipendenti delle imprese sociali, degli enti del terzo settore, oppure il codice degli appalti e il decreto legislativo sul distacco transnazionale. E questo sistema di rinvio per la determinazione del salario ai contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, almeno per quanto attiene al settore delle cooperative, è stato ritenuto compatibile con l'articolo 39 della Costituzione. Abbiamo chiaramente il problema, in mancanza della consacrazione legislativa di un meccanismo di rilevazione della rappresentatività sindacale, di individuare quali sono nei casi indicati, nel caso in cui il legislatore utilizza questo rinvio, i sindacati legittimati a fungere da autorità salariale. Tuttavia, che risolvere questo problema, cioè il problema di fornire gli strumenti per individuare qual è il sindacato rappresentativo che può stipulare il contratto collettivo che funge da parametro per la retribuzione, che risolvere questo problema non sia sufficiente e quindi che non vengano meno le indicazioni per un salario minimo legale, anche se risolvessimo questo problema, è dimostrato, scusate, da alcune recenti sentenze, che attraverso percorsi logico-giuridici non certo lineari e a mio avviso anche criticabili hanno sindacato pure i livelli retributivi fissati da sindacati ritenuti rappresentativi. Una sentenza che ha avuto una certa eco, Tribunale Torino 2 luglio 2019, ha ritenuto che la retribuzione fissata dal contratto collettivo nazionale nel settore cooperativo per la vigilanza privata stipulata per la parte sindacale da CGIL e CISL, non c'era la UIL, essendo ad un livello al di sotto della soglia di povertà assoluta per un cittadino senza familiari conviventi, compresa tra i 18 e i 59 anni, non integrasse la retribuzione proporzionata e sufficiente. Anche il Tribunale di Milano, ancora prima, nel giugno del 2016, ha ritenuto che il fatto che il contratto fosse stipulato da sindacati comparativamente più rappresentativi non lo mettesse al riparo dallo scrutinio di costituzionalità ex articolo 36 della Costituzione. Si tratta sempre, mi pare, del contratto collettivo per la vigilanza privata e di un livello retributivo calcolato dal giudice in 4,40 euro lordi l'ora. Tra l'altro in quel caso con una retribuzione, si trattava di una successione di appalti con una riduzione della retribuzione del lavoratore del 32% rispetto alla busta paga precedente calcolata sulla base di un contratto collettivo astrattamente del settore, per così, se così possiamo dire, astrattamente applicabile. Un'altra sentenza, Tribunale di Rovigo del 2020, prende a riferimento il valore dei voucher, sempre per sindacare la retribuzione, il livello retributivo fissato da contratti collettivi stipulati da sindacati ritenuti comparativamente più rappresentativi.
dicevo, l'operazione compiuta forse è criticabile perché se è la norma, se è la norma che rinvia a livello retributivo, come nel caso delle cooperative, a livello retributivo fissato dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, semmai avrebbe dovuto essere soggetta ad un giudizio, ad una questione di costituzionalità, di legittimità costituzionale, la norma di rinvio, ma comunque vabbè, questo è discutibile. In ogni caso non è il punto, questo è il punto è che guardando a questa giurisprudenza, ma anche ai casi eclatanti sottostanti, quindi ai livelli retributivi che qualche volta ci consegnano, pure i contratti stipulati dai sindacati ritenuti comparativamente più rappresentativi, si può concludere che cosa? Che la questione tipicamente domestica della difficoltà dell'accertamento della rappresentatività sindacale e ancora a monte dei perimetri di cui forse ci parlerà Centamore per l'individuazione del salario del contratto leader si interseca, ma non si confonde con la questione del salario minimo, nel senso che l'eventuale soluzione del problema della rappresentatività non fa venir meno, a mio avviso, le ragioni dello stesso, cioè le ragioni della introduzione di un salario minimo legale. E con questo ho concluso. Grazie. Grazie a te. È stato tra l'altro perfettamente nei tempi che ci eravamo dati, anche se ti ho dato libertà, ma comunque avevamo parlato una ventina di minuti prima e quindi perfetto, anche e naturalmente quanto al contenuto. Visto che i tempi sono stretti e chi seguirà un quarto d'ora, io non mi soffermo per ora in chiose o sollecitazioni, poi vediamo nella chat naturalmente si possono scrivere commenti. L'amico Alessandro Bellavista ha appunto scritto: il giudice applica una norma costituzionale, quindi può sindacare anche le tariffe collettive. Questo è certamente un passaggio condivisibile. Ora passerei la parola al professor Giovanni Guidetti, economista della nostra università, che parlerà di salario minimo prospettandoci il dibattito degli economisti, quindi siamo in tema e andiamo quindi in una prospettiva un pochino abbastanza diversa, sì, decisamente Grazie. diversa. Grazie per... Mi sentite? Sì, sì. Ah, bene, grazie per l'invito e grazie anche per avermi sollecitato a parlare di un tema che, devo dire la verità, in Italia, nel nostro paese ovviamente, come potrete immaginare per ovvie ragioni, non essendoci salario minimo, è molto poco dibattuto, perlomeno fino ad ora, dagli economisti ovviamente. E ovviamente le tematiche che vengono, quindi principalmente il dibattito è sostanzialmente molto focalizzato negli Stati Uniti, estremamente forte ed estremamente aspro, a partire addirittura dal secondo dopoguerra. E tutto sommato si sta iniziando anche ora, per quello che riguarda il territorio europeo, stanno iniziando ad esserci una serie di lavori, di pubblicazioni di cui farò un rapido cenno relativamente al caso della Germania, dove, come è già stato detto dalla professoressa Magnani, il salario minimo è stato introdotto 6 anni fa, circa nel 2015. Ora, in prima approssimazione si può affermare che il dibattito degli economisti sul salario minimo è focalizzato su 3 temi principali. Dunque, prima di tutto l'impatto sul livello dell'occupazione, cioè se introduciamo un salario minimo per legge, quindi se in qualche modo ci sostituiamo alla dialettica tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, occorre verificare, gli economisti hanno prestato sempre molta attenzione a quale possa essere l'impatto eventualmente sul livello dell'occupazione. Successivamente si è cercato di riflettere nell'impatto sul livello delle remunerazioni,
perché il salario minimo ovviamente esercita un impatto sulle remunerazioni della, diciamo così, della componente del segmento del mercato del lavoro meno qualificato, ma ovviamente è possibile che queste variazioni del salario possano impattare anche sui salari relativi, e quindi in qualche modo anche questo, anche se su questo tutto sommato il dibattito è sempre stato un pochino meno attento. Infine l'impatto sulla povertà e sulla distribuzione del reddito, cioè quale può essere l'effetto dell'introduzione del salario minimo, si spera possibilmente positivo, sulla riduzione della povertà e sulla distribuzione del reddito. Come vi dicevo, il dibattito il tema del salario minimo è uno dei temi più dibattuti fra gli economisti del lavoro di scuola statunitense, con toni assolutamente molto aspri. Secondo Stigler, un premio Nobel dell'economia, scriveva, che ha scritto in diverse circostanze, diversi apprezzamenti molto negativi, e sostenendo che addirittura è impossibile trovare un buon economista disponibile a difendere le leggi sul salario minimo. James Buchanan, un altro economista laureato, ha assunto addirittura posizioni anche quasi offensive. È veramente stato un dibattito molto duro. Qual è la posizione di questi economisti, diciamo, di scuola tutto sommato ortodossa? L'ipotesi è semplicemente questa: se assumiamo l'ipotesi di concorrenza perfetta sui mercati del lavoro, quindi l'ipotesi che presumo che per un giurista sia qualcosa di assolutamente fuori dal mondo, ma che per gli economisti non è, soprattutto per gli economisti negli anni 50 di scuola ortodossa era assolutamente considerata la norma, il mercato del lavoro poteva essere considerato assimilabile a un mercato dei pomodori, dove esisteva un'interazione fra domanda e offerta, e l'introduzione di un salario minimo ope legis esercitava semplicemente comportava necessariamente un decremento del livello della domanda di lavoro, e quindi un effetto assolutamente negativo sul livello dell'occupazione. Poteva esercitare un qualche effetto positivo ovviamente sul salario, ovviamente sulle remunerazioni salariali medie, ma tutto sommato si trattava di qualcosa di assolutamente mettere da parte. Questa era la posizione ortodossa sostanzialmente fino a tempi relativamente recenti. Alcuni economisti istituzionalisti, quindi appartenenti a una scuola minoritaria, già Lester per esempio nel 1947, mettevano in discussione questa posizione, ma tutto sommato sono sempre rimasti su una posizione tutto sommato si tratta sempre di una posizione tutto sommato abbastanza minoritaria. In effetti, a partire dal dopoguerra si sono sviluppati la teoria economica ha proceduto abbastanza speditamente, e in effetti a questo punto si può affermare che anche nell'introduzione, anche nell'ortodossia economica, ma solamente in questi ultimi 8-10 anni, ci si è convinti che gli effetti dell'introduzione di un salario minimo legale per quello che riguarda il livello dell'occupazione e il livello delle remunerazioni non sono assolutamente così scontati. Perché? Prima di tutto perché evidentemente l'ipotesi di concorrenza perfetta sui mercati del lavoro, quindi l'ipotesi di considerare il mercato del lavoro assimilabile a un mercato di una merce qualunque, è chiaro che si tratta di un'ipotesi assolutamente eroica, assolutamente priva di un minimo di realismo. Molto più recentemente, secondo un autore anglosassone britannico, Manning, nel 2021, l'esistenza da parte dei datori di lavoro di un apprezzabile, in qualche modo non assoluto, potere monopsonistico, ovvero sia il fatto che il monopsonio è una situazione in cui c'è un solo acquirente di servizi lavorativi. Chiaramente questa è una posizione estrema. Comunque il fatto che comunque in qualche modo ci si discosti dalla situazione di concorrenza perfetta, dove
il datore di lavoro si trova a fronteggiare sostanzialmente un'offerta infinita di lavoro. L'esistenza di un potere monopsonistico introduce un elemento nel dibattito dove pare che dove tutto sommato si ritiene che l'introduzione di un salario minimo non abbia questi effetti depressivi sul livello dell'occupazione e tantomeno sul livello del salario. Esistono anche più recentemente cosiddetti modelli di ricerca fondati sul concetto in qualche modo di informazione imperfetta, dove si dimostra che gli effetti occupazionali dell'introduzione di un salario minimo ope legis possono non essere necessariamente di segno negativo. Quindi in qualche modo la teoria si è mossa in maniera abbastanza convincente e soprattutto ha inserito un forte elemento di ambiguità. Tutto sommato non esiste dal punto di vista di uno schema teorico e concettuale una risposta definitiva da parte della teoria economica sugli effetti occupazionali e salariali dell'introduzione di un salario minimo ope legis. Come dicevo, a mio modo di vedere esiste una mole sterminata di contributi sull'esperienza del salario minimo, soprattutto negli Stati Uniti, e secondo me questo dibattito, che ovviamente in Italia non ci può essere perché non c'è l'introduzione non esiste appunto il salario minimo, questo dibattito è abbastanza interessante, è risultato abbastanza interessante, secondo me merita una breve interlocuzione, diciamo, perché individua, soprattutto si sofferma sugli effetti sugli effetti occupazionali, non tanto del mercato del lavoro inteso in senso aggregato, ma individuando i segmenti del mercato del lavoro che possono essere maggiormente influenzati da questo provvedimento di politica economica. Quindi in qualche modo il dibattito americano inquadra i termini, secondo me efficacemente, i termini di quello che potrebbe essere un dibattito futuro. In particolare un economista che sicuramente poco amante quindi che fa parte, diciamo, della parte avversa all'ipotesi di introduzione del mercato del lavoro, David Neumark, in un lavoro del 2018 contribuisce, secondo me, a chiarire abbastanza bene quali sono appunto i segmenti maggiormente influenzati da questa tipologia di provvedimento. Prima di tutto, secondo questo economista, l'impatto del salario minimo è osservabile principalmente sui lavoratori scarsamente qualificati, quindi sul componente debole, se vogliamo, del mercato del lavoro, e lui si riferisce esplicitamente a lavoratori con scarso livello di istruzione, lavoratori immigrati e lavoratori occupati in settori caratterizzati da contenuta produttività del lavoro. Ok? Quindi sono le cosiddette componenti deboli. Inoltre sottolinea anche il discorso relativamente ai giovani, perché anche i giovani ovviamente vengono considerati, perlomeno una fascia del segmento di offerta di lavoro dei giovani è considerato quindi una fascia debole. Quindi sostanzialmente questi sono principalmente i segmenti del mercato del lavoro maggiormente influenzati da questi provvedimenti. Viceversa non si trovano, secondo questo autore americano, non si trovano convincente evidenza empirica che testimoni l'impatto dell'introduzione del salario minimo sui salari relativi, quindi anche quindi sui livelli salariali maggiori delle fasce più elevate, che sostanzialmente risulterebbero poco influenzati da questa tipologia di provvedimento. Questo è, diciamo, l'evidenza, diciamo così. Neumark in questo contributo tutto sommato relativamente recente, perché di solo 3 anni fa, a mio modo di vedere riassume tutta una mole consistente di evidenza empirica di lavori su mercati locali del lavoro negli Stati Uniti molto abbastanza avversa al mercato del lavoro, all'introduzione del salario minimo. Michael Reich invece, un economista di Berkeley, in un contributo addirittura del 2021, quindi molto recenti, ovviamente
dimostra sostanzialmente qualcosa di estremamente diverso, e sostanzialmente completamente diverso, e sostanzialmente afferma e cerca di dimostrare con forte evidenza empirica, anche con modelli parecchio sofisticati, come è vero che effettivamente siano le fasce, diciamo, i segmenti del mercato del lavoro maggiormente toccati dall'introduzione del salario minimo siano quelli più deboli, ma tutto sommato, secondo Reich, non si possono osservare effetti occupazionali di segno negativo. Quindi l'introduzione, secondo Michael Reich, di questo salario minimo migliora le condizioni delle fasce deboli del mercato del lavoro senza causarne una riduzione della domanda. Quindi in qualche modo l'effetto è di segno positivo assoluto. E l'impatto ovviamente sui laureati, sulle fasce relativamente elevate del mercato del lavoro, non sono assolutamente influenzate da interventi sul salario minimo. Questo quindi in qualche modo conferma quello che anche l'economista Neumark aveva affermato, e soprattutto Reich dimostra, e questo può essere interessante anche per quello che potrebbe essere gli effetti dell'introduzione di un salario minimo in contesti di dualismo economico. Reich dimostra come le aree caratterizzate da livelli salariali medi relativamente contenuti siano quelli che maggiormente beneficiano in termini di incremento dei salari medi e in termini di addirittura marginali incrementi dell'occupazione di questo provvedimento. Quindi in qualche modo questo potrebbe essere anche abbastanza interessante per il nostro caso, per il nostro paese, dove è caratterizzato da questo forte dualismo economico fra nord e sud. Altri autori hanno, forse meno legati all'ortodossia economica, hanno evidenziato gli effetti positivi dell'innalzamento del salario minimo sulla produttività del fattore lavoro, in particolare nei settori a basso valore aggiunto. Anche in questo modo, questo evidentemente determinerebbe un effetto, diciamo in qualche modo minimizzerebbe l'eventuale effetto negativo sulla domanda di lavoro dell'introduzione del salario minimo. Per concludere, a mio modo di vedere, può essere interessante discutere e vedere quello che è il dibattito relativo all'introduzione del salario minimo in Germania, tenendo presente che tutto sommato si tratta di un fatto abbastanza, tutto sommato, relativamente recente, visto che l'introduzione del salario minimo è data appunto nel 2015, quindi la disponibilità dei dati ovviamente non è sempre immediata, e quindi in qualche modo si tratta di lavori tutto sommato relativamente preliminari. Anche qua ovviamente non si è, anche dal punto di vista dei risultati empirici, è interessante osservare come il dibattito sul contesto tedesco non si discosti sostanzialmente dal dibattito, non si discosti molto da quello che si può osservare al dibattito su quello che è avvenuto negli Stati Uniti. Esistono assolutamente due diversi filoni, alcuni che sostanzialmente certamente maggioritari, devo dire, che sostengono gli scarsi effetti occupazionali, però di segno negativo, sulla domanda di lavoro. Okay. Mentre altri, ma devo dire che si tratta di pochissimi lavori, rilevano come questi effetti sull'occupazione siano tutto sommato di segno, tutto sommato siano praticamente nulle. Interessante è invece osservare, per quello che riguarda il caso tedesco, osservare l'impatto sulla povertà. In questo caso l'impatto sulla povertà, anche se ovviamente si tratta di un orizzonte di tempo tutto sommato relativamente molto breve, quindi questo tutto sommato 6 anni non sono tanti per poter dare delle risposte definitive. Anche qui in questo caso l'impatto sulla povertà è risultato scarsamente significativo. Quindi in qualche modo, infatti, anche se i salari orari sono aumentati attraverso l'introduzione del salario minimo,
l'effetto negativo sulle ore lavorate che l'introduzione del salario minimo ha comportato darebbe luogo tutto sommato a un effetto sul reddito complessivo dei segmenti deboli del mercato del lavoro tutto sommato pressoché nullo. Quindi in qualche modo si tratterebbe di un intervento poco efficace per quello che riguarda il discorso della povertà. Ora, ovviamente esiste anche un forte dibattito anche e soprattutto nel Regno Unito, dove mi sembra che anche qua l'introduzione del salario minimo sia dovuta a un governo. Sì, sto per finire. Al governo Blair. In ogni caso, ora come ora, quello che è interessante è osservare come più o meno si sia raggiunto più o meno un certo accordo sul fatto che il livello possa essere l'impatto sul livello dell'occupazione possa essere relativamente contenuto se non si eccede, se il livello del salario minimo non eccede un certo livello. Il problema adesso che gli economisti stanno affrontando è cercare di individuare empiricamente anche questo livello. Scusate per l'eccesso di parole, vi ringrazio molto per l'attenzione. Giovanni, scusami tu. No, niente. È stato veramente molto interessante, ma noi alle 18 dobbiamo chiudere. No, immagino. Abbiamo 4 interventi, un quarto d'ora ciascuno, rigorosamente. Passiamo a Monica Navilli e poi Giulio Centamore, che affrontano il tema ancora della retribuzione. In particolare Monica Navilli, il ruolo delle parti sociali nel contrasto al lavoro povero. Ringrazio molto. Mi sentite? Sì. Perfetto. Ringrazio molto per questo invito e direi che nel tempo che ho a disposizione proverò a dare conto sinteticamente di quelli che sono i punti su cui ci siamo soffermati e su cui proseguirà l'attività di ricerca in relazione a quello che è e potrebbe essere il ruolo delle parti sociali nella lotta al lavoro povero. Nel considerare in particolare il rapporto tra lavoro povero e parti sociali, una particolare attenzione viene rivolta alla contrattazione collettiva, la quale ricorre normalmente nelle parole e nelle azioni delle parti sociali ogni volta in cui si porta l'attenzione al problema non solo dei salari bassi, ma anche della stagnazione salariale e comunque delle tutele dei lavoratori. La negoziazione a livello nazionale, ma anche decentrato, viene considerata dalle parti sociali come la via principale per affrontare il tema del lavoro povero, evidenziando in particolare quello che è il legame fra una maggiore copertura dei contratti stipulati con i sindacati più rappresentativi e una percentuale minore di prestatori non solo a bassa retribuzione ma anche a condizioni di lavoro inferiori. Nel guardare però a quelle che sono le loro proposte e le posizioni sul tema, possiamo dire che le parti sociali tendono verso una valorizzazione all'autonomia, all'efficienza del ruolo e della funzione della contrattazione collettiva e dei contratti collettivi, e questo porta, come è già stato illustrato dalla professoressa Magnani, ad esprimersi, ad esempio, ad esprimere forti perplessità e diffidenze nei confronti dell'introduzione di un salario minimo previsto dal legislatore. Ma la valorizzazione della contrattazione collettiva per le parti sociali richiede un rafforzamento delle regole che governano le relazioni sindacali, dagli istituti della rappresentatività e della contrattazione collettiva, in modo da correggere quello che è il fenomeno di proliferazione e frantumazione dell'attività di negoziazione a cui prendono parte i soggetti che hanno dubbia rappresentatività, così da restituire ai contratti collettivi quella capacità di garantire trattamenti economici, ma non solo, sufficienti alla generalità dei lavoratori. E per giungere a questo obiettivo per giungere a tale obiettivo hanno proseguito, come ben sappiamo, su quel cammino che è stato avviato nell'ultimo decennio per costruire pattiziamente un sistema di regole sulla rappresentanza volta a riordinare la contrattazione collettiva per mantenere in vita la sua principale funzione, ovvero quella di soddisfare l'interesse delle aziende ad agire in un quadro di regole condivise e dall'altro anche la capacità della stessa di togliere la regolazione e la definizione delle condizioni di lavoro da quello che è il gioco della concorrenza. Tuttavia questi obiettivi sono stati affermati e ribaditi non solo a livello interconfederale,
ma anche di categoria. Penso ad esempio all'accordo di programma del 4 febbraio del 2020 per i lavoratori del sistema industriale integrato dei beni, dei servizi tessili e medici affini, nonché anche in sede di contrattazione da parte delle altre federazioni di categoria. Penso ad esempio al contratto collettivo nazionale delle lavanderie che è stato siglato a gennaio del 2021. Tuttavia la strategia che è stata seguita dai sindacati confederali sembra più improntata a una logica difensiva, quindi a contenere la fuga dei datori e delle imprese dagli accordi collettivi nazionali delle sigle, diciamo, più rappresentative. Ma sappiamo anche che i limiti che ci sono e che sono interni al sistema delineato dagli attori protagonisti, dalle grandi confederazioni, di cui loro sono pienamente consapevoli, porta in realtà le parti sociali oggi a chiedere sempre di più un supporto del legislatore per rafforzare proprio quel sistema di contrattazione collettiva che secondo loro dovrebbe aiutare a contenere quello che è il lavoro povero. Un supporto, quello che loro chiedono, che dovrebbe toccare tutti gli istituti, dalla rappresentatività sindacale all'efficacia dei contratti collettivi, ma anche essere rispettoso di quelli che sono i risultati che loro hanno raggiunto in sede bilaterale. Ovvio che questa ipotesi è gradita ai sindacati proponenti, ma poco gradita ai sindacati minori, che invece vedono in questa strada la possibilità di un rinvigorimento delle storiche confederazioni. Adesso non voglio entrare assolutamente nel merito di questo dibattito, però vorrei fare un accenno a quelli che sono i contratti collettivi nazionali e la loro efficacia, per sottolineare che ad una iniziale propensione delle confederazioni storiche per un'applicazione generalizzata dei contratti collettivi nella loro interezza, via via è andata ad affiancarsi una proposta anche di estendere unicamente la parte salariale quale riferimento della garanzia minima per le varie categorie e qualifiche dei lavoratori. Credo che su questo punto occorrerà mantenere viva l'attenzione, seguendone l'andamento e allineandomi alle considerazioni che sono state poc'anzi espresse dalla professoressa Magnali. In particolare sarà necessario rivolgere l'attenzione su quella che potrebbe essere una definizione o ridefinizione della base salariale da prendere a riferimento, contemplando non solo quella che è la paga minima, ma ad esempio anche l'integrazione della stessa che viene apportata da diversi istituti presenti all'interno dei contratti collettivi. Quindi forse sarà necessario ripensare alle dinamiche dello scambio retributivo, dei termini di corrispettività, per considerare anche la dimensione sociale della retribuzione e le istanze legate alla qualità della vita lavorativa. Oltre a questo, nel fotografare le tendenze che sono in atto, non mi pare di poco conto considerare quelle che sono magari le ragioni che conducono le parti, in particolare i datori di lavoro, verso il fenomeno del dumping salariale e contrattuale e di conseguenza prevedere contrattualmente tutele al ribasso per i prestatori di lavoro. Fra questi fattori rilevo in particolare 3 elementi: il costo del lavoro, la concorrenza e o anche la sopravvivenza nel mercato e la bassa produttività. In particolare, per quanto concerne il costo del lavoro, questo è stato spesso rilevato dalle parti datoriali come un elemento di criticità e non di rado possiamo dire che è stato risolto dagli stessi datori di lavoro ricorrendo a forme di lavoro precarie, trattamenti economici di modesta entità o al lavoro sommerso nero, tutto in nome della necessità di fronteggiare quelle che sono le concorrenze nel mercato interno e globale. Ebbene, al netto però della crisi pandemica, che sicuramente ha ampliato questo fenomeno di lavoro povero, mi viene a dire che forse la promozione e il sostegno delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni non possa prescindere dalla necessità di una riduzione del cuneo fiscale sui salari sicuramente più bassi, ma anche su quelli che non sono effettivamente salari bassi, soprattutto davanti a quella che è la stagnazione salariale, quindi la necessità di fronteggiare una stagnazione salariale che di fatto è presente dal 2007-2008 e, come è stato già rilevato in diversi scritti, è una conseguenza delle politiche anche di austerità che ci sono stati in questi tempi. Mentre passando all'altro elemento, a uno dei 3 fattori che ho citato, ovvero quello della produttività, mi viene da dire che si può affermare che anche questa è una delle cause, se non forse la principale, del lavoro povero, legata soprattutto alla bassa produttività, accompagnata dalla scarsa qualificazione professionale. E per una maggior competitività sul mercato e nel mercato, le stesse parti potrebbero azionare delle levi diverse,
quale ad esempio lo sviluppo delle competenze, la formazione e gli incentivi alla produttività per ogni prestatore di lavoro. E questa è una via possibile da percorrere che consente di creare un raccordo tra le dinamiche retributive e la produttività del lavoro, che tra l'altro è una strada che in parte è già stata percorsa, tanto che, come emerge dagli stessi rapporti del CNEL, le parti sociali, specie quelle diciamo storiche, comunque più rappresentative, hanno guardato e hanno fatto affidamento su 2 istituti che coniugano insieme le dinamiche retributive e la produttività del lavoro, come i premi di produttività e il welfare categoriale aziendale bilaterale. Diciamo che procedendo su questa strada magari le parti sociali si propongono come strumenti di partecipazione attiva alle scelte che hanno degli riflessi sulla qualità del lavoro, sulla crescita professionale del capitale umano presente all'interno delle aziende. Entrambi questi istituti, dove ovviamente i premi di produttività sono più, hanno subito un rallentamento, comunque una perdita di attenzione nell'ultimo anno e mezzo, mentre sono aumentate le attenzioni nei confronti ad esempio del welfare aziendale bilaterale, sono comunque degli istituti che sono idonei a rispondere alle esigenze sia imprenditoriali, garantendo così alti livelli di competitività, supportati da incentivi fiscali e contributivi introdotti dal legislatore, sia rispondere anche a quelle che sono le esigenze dei prestatori di lavoro, ovvero i loro bisogni, che magari non sono direttamente economici, possono essere bisogni di protezione sociale, possono essere anche bisogni inediti, come hanno testimoniato ad esempio le recenti vicende, comunque i cambi e le modifiche che sono avvenute sui pacchetti di servizi offerti dalle aziende concordati con i rappresentanti dei lavoratori nel corso del periodo dell'epidemia. E in questo modo si va a consentire una valorizzazione di quella che è la componente monetaria, sicuramente incentivando il buon andamento, ma anche da dare un'offerta di beni e servizi che hanno una chiara e sicura utilità sociale e che indirettamente possono permettere, seppur, e di questo ne do atto, una platea limitata, anche se oggi non più tanto piccola, di persone, di fatto possono dar corso ad un aumento di salari netti. L'uso di questi strumenti nelle ultime tornate contrattuali ha manifestato un certo gradimento, con un incremento costante anche se ancora piuttosto contenuto, ed è stato utilizzato prevalentemente all'interno della contrattazione aziendale e territoriale, che nel tempo si è andata a diffondere, così come si è allargato anche ad altri settori, penso ad esempio alle pubbliche amministrazioni, dove sicuramente non troviamo il problema del lavoro povero legato alle problematiche di dumping contrattuale e salariale, ma che può vivere invece situazioni di stagnazione salariale, e quindi in questo caso si è dato spazio alla contrattazione integrativa per poter agire su istituti quali quelli del welfare concordato. Penso a questi istituti, penso a un ricorso a questi tipi di istituti che leghino la dimensione lavorativa a quella extra lavorativa come una possibile via da considerare e forse sviluppare nell'ambito della ricerca per fronteggiare il lavoro povero, puntando proprio sugli attori negoziali. Tuttavia occorrerà tenere presente, secondo me, che l'uso di questi istituti, se da una parte può essere incentivato, dall'altra richieda però una qualche forma di regolamentazione o di controllo, onde evitare che l'implementazione, il più ampio ricorso allo stesso, non consista in un incremento di benessere e di salario, bensì semplicemente in una sua parziale sostituzione con valori paramonetari, fino a giungere quindi paradossalmente ad essere strumento utile ad alimentare fenomeni di dumping contrattuale. E questo è un rischio che non è tanto remoto se consideriamo che un interesse nei confronti di questi istituti è stato manifestato di recente anche dai sindacati poco rappresentativi in alcuni accordi che hanno siglato tra il 2019 e il 2020. Da ultimo mi viene a dire che parlando di lavoro povero si punta spesso l'attenzione sui contratti collettivi nazionali, come ho accennato all'inizio, alle diverse strade percorribili per rafforzarli in vista di una riduzione della frammentazione contrattuale e di contrasto al dumping salariale. Tuttavia mi viene da dire che il livello decentrato aziendale e territoriale potrebbe essere rivalutato nel contrasto a questo fenomeno. Potrebbe essere riconosciuta allo stesso una funzione essenziale per governare non solo i fenomeni organizzativi e produttivi, ma anche retributivi, ad esempio riconoscendo anche la partecipazione all'interno dell'impresa, i suoi frutti,
e seguendo la strada quindi di un modello di sviluppo che punti all'aumento della produttività e della competitività accompagnata da una crescita dei salari. Perché i contratti aziendali e territoriali? Forse perché questi possono apparire i più adatti a soddisfare al contempo i bisogni dei prestatori, come appunto anche quello di predisporre dei benefit correlati alla quotidianità dei lavoratori, delle loro famiglie, nei luoghi di lavoro e quindi adattati alle esigenze del territorio, e allo stesso tempo garantire anche alti livelli di competitività delle realtà produttive, offrendo strumenti per contenere il costo del lavoro e contestualmente accrescere i salari netti dei prestatori. Ma direi che anche su questo aspetto sia opportuno continuare un approfondimento. Bene, molto bene, sia per i contenuti che per i tempi, e credo che Giulio Centamore in qualche misura, parlando del problema della selezione giurisprudenziale del contratto collettivo, si ricolleghi a quello che la dottoressa Navilli ci ha esposto, e quindi gli cedo immediatamente la parola. Molto bene, molte grazie, spero che mi si senta e mi si veda bene. Un saluto anche da parte mia a tutte e a tutti, e inizio subito con il mio intervento, dato che vorrei naturalmente restare nei tempi, ma anche provare ad intervenire, a partecipare a questo dibattito che, come abbiamo visto dai primi 3 interventi, ma anche dalla discussione in chat, mi sembra che sia già abbastanza vivo, che sia presente. Ora, è stato ricordato, il tema assegnatomi è quello del problema della selezione giurisprudenziale del contratto collettivo. Io vorrei iniziare da qui. La prima cosa che provo a chiedermi, sulla quale provo a ragionare, è proprio questa: perché affrontare questo tema nell'ambito di un webinar e più ampiamente di una ricerca come la nostra sul PRIN dedicata al lavoro povero? Ora, prima considerazione, sarò rapidissimo, davvero assertivo, ma naturalmente il tempo è tiranno in questi momenti. Io inizio col ricordare solo questo, che nell'ordinamento giuridico italiano, richiamo qui anche quanto detto dalla professoressa Magnani, in assenza di una legge sul salario minimo e di una legge attuativa dell'articolo 39, seconda parte della Costituzione, la contrattazione collettiva ha sicuramente rappresentato il principale argine alla povertà nel lavoro, ma anche allo sfruttamento lavorativo. E questo grazie alla giurisprudenza sull'articolo 36 della Costituzione, alle leggi che in vario modo hanno incentivato i datori di lavoro a dare applicazione ai contratti collettivi, ma naturalmente anche alle stesse parti sociali che hanno promosso, sostenuto l'applicazione, si può dire quasi generalizzata nel nostro sistema di relazioni industriali, dei contratti collettivi, ad eccezione sostanzialmente dell'area, si dice spesso, del lavoro irregolare o sommerso e di poche altre realtà, a parte del lavoro domestico ad esempio. Ora, anche qui, assertivo naturalmente, questa situazione si è oggi profondamente modificata. Noi sappiamo che in Italia, come in altre società ad economia cosiddetta avanzata, è oggi presente, oggi esistente un fenomeno drammaticamente diffuso di povertà anche nel lavoro, ossia di persone che, pur lavorando per un certo numero di giorni, di settimane nel corso dell'anno, vivono comunque in situazioni di indigenza e di povertà. Non mi soffermo sul punto, anche perché i 2 precedenti webinar di questa rassegna, in particolare penso a quello dell'Università dell'Aquila e dell'Università di Milano, hanno messo già in luce, hanno messo a fuoco i contorni del fenomeno, lo diceva già il Presidente all'inizio, sia dal punto di vista economico che da quello giuridico, anche con spunti di comparazione. Torno invece al problema del mio intervento, al tema vero e proprio del mio intervento, che è quello della selezione giurisprudenziale del contratto collettivo. Ora, il punto centrale, è già stato ricordato, è quello che nel nostro sistema di relazioni industriali da circa 5-10 anni si è assistito ad un problema di proliferazione di nuovi contratti collettivi. Il CNEL ne registra periodicamente, ormai a distanza di pochi mesi, più di 900. Noi sappiamo che una parte di questi contratti collettivi sono stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che sono sicuramente dotate di una robusta rappresentatività, ma anche che una parte non meno importante, anzi forse più ampia, è stipulata da organizzazioni che invece non hanno un effettivo radicamento, sono prive di un effettivo radicamento sia nel tessuto delle imprese sia, direi, soprattutto tra la base dei lavoratori. Quel che si è venuto a creare in sostanza, e qui richiamo un passaggio tratto dall'ultimo libro del 2021 del professor Gragnoli dedicato al contratto collettivo nazionale nel lavoro privato. Ecco, la situazione che si è venuta a creare può essere definita nei termini di un mercato dei contratti collettivi.
A che cosa si allude con questa metafora? Io spero naturalmente di non fare torto al pensiero dell'autore, ma credo che si alluda sostanzialmente al fatto che, perlomeno nei settori in cui la concorrenza si gioca specialmente sui costi del lavoro, sul costo del lavoro, la scelta del datore di lavoro in ordine all'applicazione dei contratti collettivi si sia ampliata al punto da divenire qualcosa di simile alla scelta di un prodotto, di una cosa, di un qualsiasi bene di consumo, invece di essere l'esito di un conflitto o quantomeno di un confronto industriale, ossia di essere espressione di un equilibrio trovato, sia pur temporaneamente, come sappiamo, tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori circa l'organizzazione del lavoro e la sua remunerazione all'interno dell'impresa. Questa è una situazione grave, lo sappiamo, e sappiamo anche che ha ripercussioni profonde ed importanti sui livelli salariali e quindi sul problema che noi affrontiamo in questa ricerca, ma nel webinar di oggi, della povertà nel lavoro. Ed è una questione che va affrontata anche sul piano giudiziario, naturalmente. Il punto naturalmente è come affrontarla sul piano giudiziario e su questo proverò adesso a dare qualche spunto di riflessione, a provare a partecipare al dibattito sia con qualche richiamo giurisprudenziale che con qualche richiamo alla nostra dottrina. Un primo provvedimento che vorrei richiamare in realtà è stato già richiamato proprio perché è rilevante, è particolarmente rilevante dalla professoressa Magnani nel primo intervento di oggi, ed è la sentenza del Tribunale di Torino dell'agosto 2019. Non ricordo la vicenda proprio perché è già stata ricordata, semplicemente mi limito a ribadire che in quell'occasione il giudice ha considerato nulla per contrasto con l'articolo 36 la clausola retributiva di un contratto stipulato da organizzazioni certamente rappresentative, anzi forse le più rappresentative del settore terziario commercio, Filcams e Fisascat. La cosa naturalmente ha fatto notizia perché non era successo, credo, molte altre volte nella storia della Repubblica. Io però richiamo un punto in particolare di quella vicenda giudiziaria, di quella pronuncia. Anche questo, per la verità, è stato ricordato dalla professoressa, ed è il fatto di aver utilizzato, ai fini della dichiarazione di nullità delle clausole del contratto collettivo sui minimi tabellari, non soltanto, come di consueto, un criterio consistente nel confronto con i livelli retributivi previsti per le stesse mansioni da altri contratti collettivi, ma anche il parametro del tasso assoluto di povertà calcolato e pubblicato dall'Istat. Il giudice torinese, infatti, su questo sicuramente, credo, sollecitato dal ricorso della parte ricorrente, ha confrontato il valore netto della retribuzione percepita con quello previsto dall'Istat e si è aiutato, diciamo, si è sostenuto nella valutazione. Io credo che questo sia un elemento importante ai fini dei nostri ragionamenti e credo che gli avvocati di parte lavoratrice in cause similari, in cause di questo tipo, quando sono in questione livelli particolarmente bassi della retribuzione, possano richiamare, possano rifarsi al tasso di povertà previsto dall'Istat, ma anche a valutazioni di altri enti, e che quindi queste valutazioni possano, forse debbano entrare all'interno dei giudizi. Un'ultima notazione soltanto per entrare nel dibattito di oggi: io non credo che sussistano in questo tipo di pronunce o di decisioni problemi di illegittimità costituzionale rispetto alla legislazione in materia di trattamento economico dei soci lavoratori di cooperative. Credo che lo si possa sostenere proprio sulla base della sentenza del 2015 della Corte Costituzionale. Infatti anche in questo caso in realtà i trattamenti previsti dai contratti collettivi sono utilizzati soltanto come parametro, e questo proprio al fine di evitare la collisione con l'articolo 39 seconda parte della Costituzione, e quindi in qualche modo è, io credo, inevitabile che il giudice conservi un certo margine di apprezzamento, di decisione. Vado avanti con altre questioni. Ora, è vero che questo è il caso più eclatante, quello della vigilanza privata, sezione servizi fiduciari, ma non è l'unico in cui le organizzazioni, le federazioni affiliate alle maggiori confederazioni hanno stipulato contratti collettivi con livelli retributivi oggettivamente bassi. Tuttavia, pur prendendo atto di questa situazione, io credo che ci si debba concentrare sul problema più grave, sul problema più urgente, che è quello dei contratti collettivi stipulati, è già stato ricordato varie volte oggi, da organizzazioni prive di un effettivo radicamento nel tessuto delle imprese o tra la base dei lavoratori, i contratti che vengono comunemente definiti come contratti pirata. Ora,
come contrastare in giudizio la contrattazione pirata. Questo è un tema particolarmente attuale, se ne dibatte da alcuni anni, se ne discute da alcuni anni, vi sono ormai importanti pronunce della giurisprudenza. Io credo che sia opportuno provare a tenere distinte due ordini di situazioni. Da un lato quelle in cui operano norme di legge che impongono ai datori di lavoro di rispettare il trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ne abbiamo in vari settori come sappiamo, dall'altro le situazioni, chiamiamole così, residuali in cui non sono presenti queste norme di legge. Ora, nel caso, la casistica giudiziale ce lo dice chiaramente, i principali problemi sono stati due. Da un lato quello della valutazione sui perimetri della contrattazione collettiva e dall'altro quello sulla valutazione relativa alla rappresentatività comparativamente maggiore delle organizzazioni stipulanti. Io provo a concentrarmi su questo secondo aspetto del problema, su quest'ultimo aspetto del problema. Ora, sappiamo che è particolarmente controversa in giudizio, non solo in giudizio per la verità, questo tipo di valutazione, e questo perché, per la ragione nota, che non è ancora entrato a regime, chissà se lo sarà, ce lo auspichiamo credo tutti, un sistema di misurazione effettiva della rappresentatività delle organizzazioni, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Solo qualche considerazione a questo proposito. Io condivido la posizione di quella parte della dottrina che non ritiene di poter ricorrere in giudizio alla nozione di fatto notorio per provare indirettamente la rappresentatività delle organizzazioni storiche del nostro sistema di relazioni industriali. Riprendo una recente sentenza di Cassazione 4667 del 2021, anche se è su un'altra fattispecie, ma che ce ne dà una definizione. Si parla di fatto notorio a proposito di un fatto di comune esperienza, ossia di fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice. Venendo al nostro tema, non possiamo, io credo, sottovalutare il fatto che la gran parte delle persone comuni, chiamiamole così, forse impropriamente, ossia dei non addetti ai lavori, dei non esperti di diritto del lavoro, di vicende sindacali. Probabilmente, era uscita anche un'indagine qualche tempo fa su questo aspetto, non conoscono neanche i nomi dei 3 segretari di CGIL e CISL e UIL. Figuriamoci se hanno un'idea di quali siano i sindacati più rappresentativi. Ora, questo però questo a mio avviso non significa che finché non entrerà a regime un sistema di misurazione effettiva della rappresentatività, le controversie e le cause su questi temi debbano andare incontro ad un esito negativo. E io qui vorrei richiamare più che la condivisibile giurisprudenza di Cassazione, di cui si è molto discusso negli ultimi anni, ad esempio 5189 del 2019, relatrice Ponterio, vorrei richiamare una recente sentenza del Tribunale di Pavia, che a quanto mi costa è ancora inedita e che mi pare abbastanza interessante. Si tratta di Tribunale Pavia 75-2020 del 4 marzo 2020, dottor Alleri. Nel caso di specie si trattava di un lavoratore che svolgeva mansioni di facchinaggio al quale era applicato il contratto collettivo commercio firmato da CNAI per parte datoriale, da CISAL e Fenascalc, per parte lavoratrice. Il lavoratore chiedeva l'applicazione del contratto collettivo vero, lo dico provocatoriamente, del settore trasporti e logistica, che è firmato per parte datoriale da associazioni quali, non le cito tutte, Confetra, Conftrasporto, Confartigianato Imprese, Asso Logistica ed altre, e per parte lavoratrice da Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti. Ora, la sentenza è interessante perché sicuramente sollecitata da questo punto di vista sul piano istruttorio dalla parte ricorrente, opera una disamina abbastanza analitica del peso rappresentativo delle associazioni stipulanti. La difesa di parte lavoratrice, io questo lo deduco avendo letto il provvedimento, non ho visto gli atti naturalmente, aveva ricostruito ed era riuscita a dimostrare sulla base di dati reperibili online, di specifiche richieste inviate via mail, via fax alle associazioni stipulanti ed altro, che il CCNL Trasporti e Logistica era senza alcun dubbio quello stipulato dalle associazioni di gran lunga più rappresentative del settore. Ora, in conclusione sul punto, e io lo dico qui da studioso che non esercita la professione forense, cause di questo tipo non possono essere costruite, come invece abbiamo visto tante volte negli ultimi anni, affermando semplicemente che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali affiliate a CGIL, CISL e UIL siano quelli da applicare
sulla base del criterio della rappresentatività comparativamente maggiore. Vi è la possibilità, anche grazie alla banca dati CNEL-INPS, ma non solo, di provare, anche in assenza di un sistema effettivo di misurazione della rappresentatività, quali sono i contratti da applicare. Seconda situazione, vengo molto rapidamente per arrivare il prima possibile alle conclusioni, se ho ancora qualche minuto di tempo. La seconda situazione è quella in cui non operano norme che impongono di applicare i contratti collettivi, anche solo sotto il profilo economico, delle organizzazioni più rappresentative. Qui opera naturalmente l'articolo 36 della Costituzione, lo sappiamo, rappresenta l'argine principale rispetto alla diminuzione eccessiva dei livelli salariali, ma sappiamo anche che non è abbastanza. Ora, cosa fare in questi casi per provare a contrastare in giudizio l'applicazione della contrattazione collettiva pirata, benché non sia poi facilissimo definire cosa sia pirata e cosa no. Al riguardo io segnalo due recenti proposte della nostra dottrina. In particolare, in base ad una prima ricostruzione, e richiamo qui ancora nuovamente il libro del 2021 del professor Gragnoli, si ritiene, sempre se ho interpretato bene il pensiero dell'autore, che i contratti pirata, perlomeno in certe situazioni o certe condizioni, possano essere considerati degli accordi illeciti e poi sanzionati in particolare in base all'articolo 17 dello Statuto dei lavoratori sui sindacati di comodo. E questa sicuramente è una prospettiva da approfondire e ricordo anche che anche la collega e amica Maria Giovanna Greco ha scritto sul punto. Una seconda proposta interpretativa che vorrei richiamare invece è stata avanzata dalla professoressa Ciucciolino, in particolare in un saggio uscito sul numero 2 2020 di Lavoro e Diritto. Secondo questa ricostruzione si potrebbe invece fare ricorso alle norme, anche secondo questa ricostruzione, si potrebbe fare ricorso alle norme previste in generale dal diritto civile, dal diritto dei contratti, per reprimere, per contrastare il fenomeno dei contratti pirata, in particolare all'articolo 1322 del Codice Civile. Questo perlomeno nei casi, diciamo, particolarmente gravi di accordi firmati da associazioni del tutto prive di un radicamento tra le imprese, tra i lavoratori, nell'ambito di trattative poco chiare, e insomma in presenza di una serie di fattori e di condizioni. Ecco, devo dire, nel saggio che ho citato, e non mi risulta non mi risulta che poi successivamente la professoressa sia tornata sul punto. Nel saggio che ho citato c'è soltanto un'allusione, un breve cenno a questa prospettiva, in particolare in una nota a piedi pagina, ma io credo che la cosa sia significativa e meriti di essere approfondita. La domanda, in sostanza, e io mi ci concentrerò nel corso di questa ricerca PRIN, come abbiamo detto questo è un momento per noi iniziale o comunque intermedio, la domanda è: può il diritto civile, e in particolare sotto il profilo della illiceità della causa del contratto o della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti che stipulano dei contratti atipici, essere utilizzato dagli studiosi e dai pratici del diritto del lavoro per reprimere il fenomeno patologico della contrattazione pirata? È una prospettiva che va approfondita. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non aver sforato eccessivamente e vi saluto. Allora, grazie Giulio, io devo fare un pochino il censore perché il tempo è tiranno e dobbiamo lasciare spazio anche alle ultime relatrici. Comunque intervento molto molto interessante. Adesso passiamo con Martina Vinceri e poi con Claudia Carchio ad esaminare maggiormente le misure di sostegno al reddito. In particolare Martina Vinceri, il reddito di cittadinanza come misura di contrasto al lavoro povero. Bene. Sì, grazie molte, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Le mie riflessioni si incentrano appunto sullo strumento del cosiddetto reddito di cittadinanza, che è disciplinato, come noto, con il DL 4 del 2019, che è stato convertito dalla legge 26, ed utilizzato come misura assistenziale precipua di contrasto della povertà anche nella fase emergenziale, pur con qualche accorgimento. Riprendendo il titolo del mio intervento, occorre anzitutto riflettere sui profili di criticità del reddito di cittadinanza ed esattamente sui profili di criticità legati a questo strumento nel contrastare il lavoro povero. Il reddito di cittadinanza fino ad ora è stato ampiamente utilizzato ed anche in parte, una parte invero non cospicua, a favore di beneficiari occupati.
Vi è un legame fra povertà lavorativa e reddito di cittadinanza, ma questo legame andrebbe rafforzato. Il reddito di cittadinanza è infatti destinato anche ai lavoratori poveri, a coloro cioè che, benché occupati, fanno parte di un nucleo familiare in condizione di povertà, in quanto il valore del reddito familiare è inferiore ad una certa soglia. Come cercherò di chiarire, però, il reddito di cittadinanza nei fatti fatica ad intercettare i lavoratori poveri di oggi. Alcuni profili di criticità contenuti nella legge, nel DL numero 4, sono apparsi da subito evidenti e certamente si sono acuiti nella pandemia. Fra questi ricordo l'ambito di applicazione soggettivo, che delimita la platea dei beneficiari in base a requisiti anzitutto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, molto severi e limitativi. Il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni integra una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini extracomunitari, raramente residenti per tale prolungato periodo di tempo. Questo criterio selettivo è tra l'altro proprio dell'ordinamento italiano. Il beneficio è inoltre riservato ai cittadini extracomunitari che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che richiede la disponibilità di un reddito non inferiore all'assegno sociale, e su questo ultimo profilo si attende già una pronuncia della Corte Costituzionale, investita con ordinanza del Tribunale di Bergamo del luglio del 2020, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 lettera A del DL numero 4, in relazione agli articoli 2, 38, 3 della nostra Costituzione, nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro o di permesso di soggiorno di almeno un anno. Quanto poi ai requisiti reddituali e patrimoniali, v'è da rimarcare come questi siano richiesti in capo al nucleo familiare, e la scelta di mantenere il reddito di cittadinanza ancorato alla famiglia piuttosto che al singolo individuo desta alcune perplessità. In base a questa scelta, che è diversamente adottata nei vari ordinamenti europei, la regola della condizionalità è a carico dei componenti del nucleo familiare. Dunque, dai comportamenti dei componenti possono derivare effetti negativi sull'intero nucleo familiare, con conseguenti difficoltà nel funzionamento concreto dello strumento. Tali requisiti, inoltre piuttosto stringenti e variamente articolati in base a parametri non solo reddituali ma anche patrimoniali, concernenti il godimento di beni durevoli, tendono a lasciare fuori dal reddito di cittadinanza proprio i nuovi lavoratori poveri, che spesso non coprono tutti i criteri richiesti. L'aspetto maggiormente rilevante contenuto nella disciplina legislativa concerne l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale, essendo appunto il reddito di cittadinanza definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. E questo profilo è parso fin da subito problematico e carente, ed è rimasto tale, coinvolgendo una complessiva riorganizzazione ed un rafforzamento dei centri per l'impiego che è ancora in divenire. Nella definizione particolarmente ambiziosa, l'attenzione è rivolta alla ricerca attiva del lavoro attraverso la previsione di appositi percorsi di ricerca di un'occupazione lavorativa e di qualificazione professionale. Percorsi che però difficilmente coinvolgeranno i percettori del reddito di cittadinanza occupati, posto che secondo le previsioni normative sono esclusi dagli impegni connessi all'erogazione del beneficio e, se occupati a basso reddito, possono esserne esonerati. Al contrario, si deve sottolineare proprio la centralità del profilo della professionalità e dell'attivazione di un percorso di accrescimento professionale anche per i lavoratori poveri, percettori del reddito di cittadinanza, come precipuo rimedio alla povertà nel lavoro. A questo punto occorre concretamente valutare se e come lo strumento del reddito di cittadinanza abbia finora fronteggiato le problematiche di povertà e in particolare di povertà lavorativa accentuate dalla crisi emergenziale, e occorre anche riflettere sulle prospettive di miglioramento e di cambiamento. Per fare il punto sullo stato dell'arte non si può prescindere dalla situazione contingente di emergenza sanitaria.
A causa infatti dell'emergenza sanitaria, a partire da marzo del 2020, il governo ha adottato misure sempre di carattere assistenziale destinate ad affiancare il reddito di cittadinanza e a colmare altresì alcune lacune del sistema di protezione sociale. Il rischio è però quello di una moltiplicazione delle prestazioni, anche se mirate e a carattere temporaneo. La pandemia ha messo in luce i vuoti di tutela dell'attuale sistema protettivo e vi è da chiedersi se gli strumenti emergenziali introdotti siano destinati a lasciare traccia e in che modo. È anche a queste misure eccezionali che occorre guardare, proprio per valutare le prospettive di modifica e anche i possibili interventi da apportare alla disciplina del reddito di cittadinanza. Lo strumento che tuttora sta affiancando il reddito di cittadinanza è anzitutto il reddito di emergenza, che è destinato a garantire una provvidenza economica di carattere straordinario ai più poveri ed esattamente ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Il reddito di emergenza, da ultimo prorogato con il decreto Sostegni bis fino a settembre del 2020, è alternativo al reddito di cittadinanza, non è cumulabile ed è inteso come misura nazionale a carattere temporaneo contro la povertà, ossia quale sussidio per i soggetti non rientranti nella platea dei beneficiari delle misure di protezione sociale esistenti. Anche in questo caso prevale la dimensione della famiglia, come nel reddito di cittadinanza, non del singolo individuo, e valgono per il reddito di emergenza requisiti di accesso simili a quelli previsti per il reddito di cittadinanza, ma meno stringenti, requisiti soggettivi e patrimoniali meno selettivi, che ampliano la platea dei destinatari. La pandemia ha palesato, è noto, nuove condizioni di povertà anche e soprattutto fra i lavoratori subordinati ed autonomi e lo scopo delle nuove misure emergenziali è quello di offrire una tutela in un certo senso universale, tentando di non escludere nessuno. È naturale pensare che l'introduzione del reddito di emergenza sia in un certo senso giustificata dalle inadeguatezze del reddito di cittadinanza, che non è in grado di coprire diverse situazioni di disagio e di bisogno, ed è quindi naturale valutare in quale direzione ed in che modo lo stesso reddito di cittadinanza possa essere migliorato alla luce del reddito di emergenza. Altre misure sempre a carattere straordinario ed emergenziale, non cumulabili con il reddito di cittadinanza, sono state fin da subito contemplate e si tratta di indennità di carattere assistenziale introdotte per alcune categorie di lavoratori, autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, categorie difficilmente rientranti nell'ambito di applicazione del reddito di cittadinanza proprio a fronte dei requisiti limitativi che ho richiamato. Prima ancora della previsione del reddito di emergenza era stato introdotto il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19, che in prevalenza è stato rivolto ai liberi professionisti iscritti ai propri enti previdenziali. L'idea è, come ho anticipato, che nessuno debba rimanere escluso e questo costituisce un monito anche per il futuro. Nella fase emergenziale, quanto specificamente al reddito di cittadinanza, si sono resi necessari alcuni aggiustamenti, sempre eccezionali e temporanei, come in particolare la sospensione della condizionalità, regola ritenuta incompatibile con le difficoltà di spostamenti delle persone proprio a causa dell'epidemia. In conclusione, occorre soffermarsi su quelle che sono le prospettive di riforma, a partire dalle previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è soprattutto incentrato sul fronte delle politiche attive. Il termine usato è quello di resilienza, che evoca la vitalità, l'attivismo anche nella transizione occupazionale, e nella missione 5, che è dedicata ad inclusione e coesione, si precisa che l'obiettivo è quello di introdurre un'ampia ed integrata riforma delle politiche attive e della formazione professionale e di rafforzare i centri per l'impiego, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento anche dei percettori del reddito di cittadinanza. E rileva in particolare il Piano Nazionale
nazionale Nuove Competenze, con la previsione di percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale, anche in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, si precisa disoccupati ed in transizione. In quest'ottica si deve rimarcare come sia davvero opportuno prevedere il coinvolgimento dei percettori lavoratori a basso reddito per favorire una loro riqualificazione professionale, così da conseguire migliori prospettive occupazionali e di reddito. Vi è da ricordare anche la raccomandazione del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma del 2020 dell'Italia, dove si precisa l'esigenza di migliorare la diffusione del reddito di cittadinanza tra i gruppi di soggetti vulnerabili. Allora, intervenire sulla disciplina vigente significa certamente ridefinire ed ampliare il suo ambito di applicazione dal punto di vista di una maggiore inclusione e nella direzione della universalità delle tutele, pur nella scelta dei criteri di selezione dei destinatari. Altrimenti la misura in esame si trasformerebbe nel diverso reddito di base incondizionato, tuttora in verità caldeggiato da una parte degli studiosi e del quale si ipotizza quantomeno una sua sperimentazione per fasce o per categorie di soggetti. A me pare necessario altresì un coordinamento con gli strumenti di sostegno al reddito come CIG, soprattutto NASPI, posto che la riscrittura della disciplina del reddito di cittadinanza deve inserirsi nella più complessiva riforma degli ammortizzatori sociali, in senso universalistico, su cui molto si sta discutendo, a partire dal significato stesso di universalità delle tutele e a partire dall'articolo 38 della nostra Costituzione. Il reddito di cittadinanza è allora un tassello che fa parte di un quadro di riforme più ampio. Questa prospettiva naturalmente va bilanciata con la nota questione di sostenibilità economica, di limitatezza delle risorse disponibili. In definitiva, il reddito di cittadinanza, se ben congegnato e rivisto, potrebbe ambire a contrastare le varie forme di povertà, anche povertà lavorativa. L'idea su cui riflettere nei prossimi mesi della ricerca è allora quella dell'introduzione di un sistema di welfare e di strumenti di contrasto del lavoro povero maggiormente inclusivi dai diversi angoli visuali descritti. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Martina, molto bene. E in realtà hai fatto già un accenno al sistema degli ammortizzatori sociali, quindi al sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, sul quale ci intratterrà Claudia Carchio. Grazie al professor Zoli e un buon pomeriggio a tutti. Nell'ambito del PRIN, la ricerca a cui mi sto dedicando e che si trova, come è già stato detto, tutto sommato ancora in una fase iniziale, riguarda nel più ampio contesto delle politiche di contrasto al lavoro povero le misure di welfare, quelle assistenziali e altresì quelle contrattuali, che possono essere utilizzate per contrastare il fenomeno della povertà nel lavoro e nonostante il lavoro. Quest'oggi, come si è detto, vorrei concentrare la mia riflessione sugli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, cui si è fatto largamente ricorso durante il periodo della pandemia e che hanno infatti assunto una assoluta centralità nella politica adottata dal governo, al fine ovviamente di preservare i livelli occupazionali e reddituali. Quindi nell'intento di contenere e di limitare le conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, che ovviamente ha messo a dura prova la tenuta di una buona parte del tessuto produttivo nazionale, l'esecutivo ha adottato una fitta serie di provvedimenti d'urgenza volti a garantire una rete di protezione tanto per i lavoratori quanto per le imprese. Come è noto, accanto agli strumenti di sostegno al reddito, che intervengono ovviamente nel caso di sospensioni o di riduzioni dell'orario di lavoro, è stato anche previsto il blocco dei licenziamenti economici e le due tutele hanno operato in modo combinato. Sono cioè andate di pari passo, vi è stata una sorta di scambio tra il divieto di licenziare imposte ai datori di lavoro da un lato e la possibilità di accedere alle misure speciali di integrazione dei redditi, ovvero agli sgravi contributivi dall'altro.
E quindi nell'ottica di evitare il rischio di un incremento della disoccupazione è stata adottata una misura di congelamento dei posti di lavoro, la cui legittimità, soprattutto rispetto al dettato costituzionale all'articolo 41, è stata garantita proprio dall'intervento della finanza pubblica a sostegno, ad integrazione dei redditi dei lavoratori mantenuti in forza. Ciò detto, l'obiettivo di questo mio intervento non è tanto di approfondire nel dettaglio la disciplina dei singoli ammortizzatori sociali adottati a partire dal decreto Cura Italia, quanto invece di evidenziare in che modo la crisi pandemica ha influito sulla struttura del sistema degli ammortizzatori sociali. E le misure di sostegno al reddito adottate dagli inizi dello scorso anno, del 2020, hanno dato vita ad un corpus normativo autonomo e distinto, ma soprattutto derogatorio in molti aspetti rispetto al sistema standard, al sistema tradizionale. E questo sistema in realtà era stato oggetto di una riforma organica appena 5 anni prima, grazie al decreto legislativo 148 del 2015, che aveva cercato di dare una sistematizzazione compiuta alla materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Questo disegno razionalizzatore, tuttavia, aveva cominciato a mostrare delle criticità già prima della crisi pandemica, come dimostrano ad esempio i molteplici interventi legislativi che adesso hanno posto tutta una serie di deroghe e di eccezioni. Oggi, tuttavia, a distanza di oltre un anno dall'inizio dell'emergenza, quelle criticità sono diventate ancora più visibili. La pandemia ha cioè evidenziato e anche esasperato i punti di maggior debolezza della riforma del 2015, tanto da metterne in discussione la tenuta e da far pensare alla necessità di una sua revisione. In particolare la ministra del lavoro del precedente governo, la ministra Catalfo, aveva nominato lo scorso anno una commissione di esperti proprio con l'intento di rimettere mano agli ammortizzatori sociali. E anche se quel progetto al momento sembra essere stato abbandonato perché il ministro Orlando ha deciso di non dare corso a quella proposta di riforma, l'esigenza di una revisione della normativa è stata comunque ribadita in più occasioni. Come accennava anche Martina Vinceri, è anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si esplicita un simile obiettivo e infatti, nonostante la riforma degli ammortizzatori sociali non sia ricompresa proprio nel perimetro del piano, quest'ultimo fa comunque riferimento alla necessità di adottare misure concorrenti alla realizzazione dei suoi obiettivi generali per il tramite di riforme connesse, tra cui va incluso anche il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali. Quindi all'interno del PNRR si possono trarre alcune linee guida per il progetto di riforma e in particolare le parole chiave che vengono richiamate sono semplificazione e universalizzazione. In particolare nel piano testualmente si parla di una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali che mira a semplificare le procedure di erogazione, ma anche ad ampliare l'ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito. E l'obiettivo ultimo è sostanzialmente quello di definire un sistema più equo, sostenibile e capace di far fronte alle transizioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro, supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. E in questa prospettiva si può quindi sottolineare come vi sia una forte necessità di rispondere, di reagire alle pesanti ricadute occupazionali determinate dalla pandemia, perché l'emergenza ha disvelato dei bisogni di tutela che, per quanto fossero già presenti nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese, sono però emersi in tutta la loro attualità e anche urgenza. In particolare la precarietà e la discontinuità occupazionale e reddituale, che non colpiscono soltanto i lavoratori subordinati, soprattutto quando sono atipici, ma affliggono anche i lavoratori autonomi, in particolare allorquando svolgano attività in posizione di dipendenza economica e arrivano addirittura a lambire l'area del lavoro libero professionale ordinistico, dove spesso si trovano redditi che si attestano attorno alla soglia di povertà, rendono improrogabile una presa d'atto di quella che è stata definita la nuova questione sociale. Quindi una nuova questione sociale che pone delle inedite esigenze di tutela per tutti coloro che vivono del proprio lavoro e indipendentemente dalla tipologia da cui esso trae origine. Ma quali sono le criticità, le lacune che la pandemia ha fatto emergere con riguardo in particolare al sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali?
Per rispondere, a mio avviso è opportuno partire dal quadro generale in cui si è scatenata la pandemia. Ed infatti già da tempo si assisteva a una attenuazione progressiva dei diritti sociali, nel nome dei vincoli di bilancio che poi sono approdati anche nel testo costituzionale con la modifica dell'articolo 81. E la pandemia è quindi intervenuta nell'ambito di una fase di compressione, di compromissione dei diritti sociali, ma è stata altresì in grado di mettere in luce, forse come mai prima d'ora, i vuoti di tutela nella rete di protezione sociale. Cioè ha evidenziato le deviazioni del sistema rispetto ai suoi principi cardine, primi tra tutti principi di uguaglianza e di solidarietà di quegli articoli 2 e 3 della Costituzione. Numerosi sono infatti i limiti al godimento delle prestazioni sociali nell'ambito del sistema ordinario, limiti temporali, limiti finanziari oltre i quali la prestazione non può più essere erogata, requisiti molto stringenti per l'accesso alle prestazioni, ma anche un rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, meccanismi che sono tesi soprattutto a disincentivare condotte cosiddette di moral hazard e a contenere la spesa pubblica più che a garantire un effettivo reinserimento dei lavoratori. Tuttavia, nell'ambito delle integrazioni salariali ordinarie, quindi nel sistema che vi era prima della pandemia, il punto di maggior debolezza e l'aspetto generatore di forti diseguaglianze è rappresentato forse più di tutto dalla estrema frammentarietà di questo sistema, perché il campo applicativo delle prestazioni è segmentato, è settoriale e ci sono poi molte disposizioni che pur a fronte di una stessa identica situazione di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comportano l'instaurazione di regimi molto diversi fra loro. Basti pensare alle numerose distinzioni, differenze che esistono tra la cassa integrazione, le prestazioni erogate dai fondi bilaterali o la CISOA per il settore agricolo. E quindi il legislatore, anche quando ha cercato di garantire una universalizzazione della tutela, ha risposto spesso e volentieri con previsioni settoriali ed eterogenee, ispirate dalle contingenze del momento. Infatti anche il decreto legislativo 148, che pur ha riordinato la disciplina generale delle integrazioni salariali, non è stato comunque in grado di razionalizzare la normativa propria delle ipotesi speciali e settoriali e soprattutto degli ammortizzatori in deroga. La stessa universalizzazione dell'istituto che il decreto 148 ha affidato alla bilateralità ha poi finito per creare delle disparità, delle differenziazioni nella tutela, e non è un caso che il legislatore abbia previsto il fondo di integrazione salariale presso l'INPS a supporto del meccanismo della bilateralità. Un'altra criticità della disciplina sta nel fatto che in alcune occasioni l'intervento e l'accesso alle integrazioni salariali è poi limitato dalle risorse finanziarie disponibili, come avviene nel caso dell'obbligo dei fondi bilaterali di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. Quello che emerge poi come un altro aspetto di grande rilievo nell'ambito della tutela contro la disoccupazione e la sottoccupazione è poi la carenza di protezione nei confronti dei lavoratori autonomi. In questo senso l'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa recentemente introdotta, ha cercato di colmare questo vuoto, questa lacuna, ma con previsioni di dubbia effettività. Perché? Perché questa indennità, questa prestazione integrativa del reddito dedicata ai lavoratori autonomi, in particolare ai professionisti, a coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS, è prevista solo in forma sperimentale, quindi soltanto per il triennio 2021-2023, ma soprattutto si tratta di una indennità semestrale che può essere richiesta un'unica volta nel triennio e che ha un ammontare pari al 25% dell'ultimo reddito dichiarato, ma con un importo compreso tra 200 e 800 euro mensili. Si tratta quindi ancora una volta di una tutela che è corredata da limiti molto stringenti. Per quanto riguarda invece gli ammortizzatori sociali speciali, adottati appunto per fronteggiare la crisi pandemica, essi hanno cercato di rispondere a nuovi bisogni di tutela e includere nuovi soggetti bisognosi di protezione. Tuttavia, proprio perché
si tratta di un sistema fortemente frazionato e selettivo, quello ordinario era un impianto normativo che non si prestava ad un uso universalistico, e questo ha determinato un intervento in senso ampliativo della tutela da parte del legislatore dell'emergenza, che ha cercato, come diceva anche Martina Vinceri prima, di ricomprendere nell'ambito della tutela tutti coloro che vivono del proprio lavoro e che si trovino in una condizione di debolezza economica o di povertà, eliminando le differenziazioni tra diversi settori e in ragione delle dimensioni occupazionali delle imprese che richiedono i trattamenti. La vera parte del leone, se così si può dire, è stata giocata dalla cassa integrazione guadagni in deroga. Infatti, guardando al numero delle ore fruite, questa è la misura maggiormente utilizzata, e in buona sostanza si può ritenere che la cassa in deroga abbia rappresentato il vero e proprio strumento di inclusione di tutte le aree del lavoro subordinato, capace di garantire quella torsione universalistica a cui aspirava questa normativa emergenziale, e alla quale peraltro sono state aggiunte anche delle forme, delle indennità una tantum per gli autonomi. In questo contesto, e vado concludendo, si è inserita la proposta di riforma degli ammortizzatori sociali, che per quanto sia al momento stata accantonata, presenta degli aspetti di grandissimo rilievo e ci consente anche di fare qualche riflessione sui probabili contenuti di un disegno riformatore. Questa riforma era ispirata da un lato a garantire la protezione universale, da consolidare e da perseguire attraverso una semplificazione, dall'altro dall'idea di mantenere comunque un modello di tipo previdenziale assicurativo, che quindi riuscisse a offrire una copertura a tutti coloro che si trovino in una condizione di bisogno, ma a causa ovviamente di situazioni di mercato, ma che attuasse una differenziazione dei meccanismi di finanziamento. Quindi nell'area del lavoro subordinato si sarebbe voluto garantire una uguaglianza di prestazioni della stessa durata, le stesse causali per tutti, e anche la reintroduzione di quella causale di quell'articolo 3 della legge 223 che riguarda l'intervento nel caso di imprese soggette alle procedure concorsuali. Sarebbe poi stato mantenuto un ruolo degli enti bilaterali, ma anche questi avrebbero dovuto erogare la stessa prestazione universale. C'era poi una previsione per il lavoro autonomo, dove vi era una proposta di intervento integrativo del reddito che individuava delle soglie di reddito appunto per garantire l'accesso alle prestazioni, e che avrebbe ricompreso anche le professioni ordinistiche. Se quindi l'aspirazione delle possibili riforme, ispirate ovviamente anche dalle contingenze e dalle necessità emerse durante la pandemia, è di offrire una copertura universale, è evidente che il problema di fondo sta nel riuscire a trovare un equilibrio tra le istanze di universalismo e il reperimento delle risorse finanziarie. Cioè, il vero aspetto conflittuale è chi paga sostanzialmente. E l'accesso alle forme integrative del reddito comporta infatti sempre dei costi a carico delle aziende, e pur volendo perseguire, pur volendo mantenere un sistema di tipo contributivo, bisognerebbe fare attenzione a che non vi sia un eccessivo aggravamento di questo costo, perché ciò potrebbe avere degli effetti negativi per i lavoratori. Il ricorso alla cassa, ma anche alle altre prestazioni, è ovviamente facoltativo e non obbligatorio, e quindi un aumento della spesa per i datori potrebbe tradursi in un disincentivo all'utilizzo delle integrazioni salariali, ovviamente a discapito delle tutele dei lavoratori. E quindi, se le istanze di universalizzazione finiscono per scontrarsi con il problema delle risorse disponibili, un'applicazione indiscriminata, unificata, centralizzata delle prestazioni difficilmente potrebbe convivere con il permanere di un meccanismo di finanziamento unico e uguale per tutti, senza distinzioni sulla base dei settori, delle dimensioni o di altri elementi. E questo ce lo ha in qualche modo suggerito proprio la normativa Covid, che ha previsto una riduzione del contributo addizionale in ragione delle riduzioni del fatturato. Concludendo, così come è stato ipotizzato dalla proposta di riforma, più che ad un universalismo selettivo delle tutele, si potrebbe pensare a una selettività della contribuzione, che non sia cioè uguale per tutti e per tutti gli eventi protetti, ma che sia in qualche modo calibrata, tarata sulle caratteristiche proprie delle imprese beneficiarie, ma che al contempo consenta di estendere al massimo possibile la protezione dei lavoratori. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Molto bene, ancora una volta, tanto per i contenuti quanto per l'orario perfetto, 15 minuti spaccati. Dunque, sono le 17:50, noi dovremmo chiudere le 18. Vedo che ci sono
numerosi partecipanti che anche al di fuori del nostro gruppo di ricerca. Prima delle conclusioni di Alberto Pizzoferrato, chiedo se qualcuno dei colleghi che stanno seguendo i nostri lavori vuole intervenire anche per un breve riscontro. Ecco, penso qualche minuto a disposizione ce l'abbiamo. Alessandro, vedo... No, Carlo, non c'è tempo. Complimenti a tutti. Poi ci sono cose su cui approfondire in altra sede. Va bene. Complimenti, bel seminario e grandi spunti. Grazie. Poi ci sono dei dissidi insanabili, però questi vanno affrontati a tempo debito. Ma certamente. Complimenti. È il bello della dialettica. Allora, se non abbiamo interventi, chiedo ad Alberto Pizzoferrato di concludere i nostri lavori e niente, farà lui per me, visto che siamo poi parte dello stesso gruppo, anche i saluti e i ringraziamenti a tutti. Sì, bene, volentieri Carlo, assolutamente, siamo perfetti come ci diceva il nostro chairman, quindi io sicuramente ringrazio tutti, mi sembra che siano nati spunti di grandissimo rilievo. Io naturalmente ho preso appunti, avrei tante osservazioni da fare. Mi sembra molto interessante il fatto che si compenetrino questi temi trattati in maniera assoluta e diciamo mi è piaciuto molto tante cose, ma sicuramente l'interrogativo finale che poneva Claudia Carchio è un interrogativo centrale, cioè quello poi di chi paga queste riforme e come si applicheranno i meccanismi assicurativi di condizionalità, eccetera, perché è vero che arriveranno dal Next Generation EU 110 miliardi di euro, è vero che sono arrivati già 10 miliardi di euro per il SURE, quindi per gli strumenti di sostegno all'occupazione, ma non dimentichiamo che 2/3 di questi sono prestiti e quindi avendo noi un debito pubblico al 160% e crescendo questo sicuramente a seguito di questi prestiti ricevuti dall'Unione Europea oltre il 200% nel rapporto con il PIL, è chiaro che confidando su una crescita economica l'effetto sarà quello poi di recuperare questo rapporto, ma questo dovrà nel caso avvenire come sappiamo tra il 2028 e il 2054, quindi ci auguriamo che questo succeda, ma probabilmente visto che siamo in costruzione di nuovi modelli, questi nuovi modelli universalistici devono tenere inevitabilmente conto della loro sostenibilità e molto interessante il ragionamento della selettività contributiva, perché francamente ritengo che sia il tema centrale non solo delle tutele sociali, ma anche sia centrale e fondamentale della questione del salario minimo, perché non dobbiamo nasconderci che il motivo delle difficoltà adesso perché non sono, Giulio diceva cose molto interessanti, anche questa prospettiva per emarginare sempre di più i contratti pirata. Questo è un esito assolutamente condivisibile, ma purtroppo, come ci diceva Mariella all'inizio, non sufficiente come esito, perché purtroppo abbiamo contratti collettivi
comparativamente più rappresentativi, che hanno minimali che sono al di sotto della soglia di povertà assoluta, abbiamo visto, quindi al di sotto di quei circa 5 euro l'ora netti che rappresenta la soglia minima per la povertà, e quindi poi espresso quei 820-850 euro mensili. Quindi se queste sono le cifre, e che quindi se i ragionamenti sul salario minimo legale nascono come conseguenza da un lato della difficile tenuta del sistema confederale di fronte all'avanzata dei contratti pirata, che fa sì che anche i contratti dei confederali scendano, e se quei contratti delle confederazioni maggiormente rappresentative non sono più così affidabili e purtroppo in diversi settori recano previsioni minimali al di sotto delle soglie di povertà, allora il tema contributivo e fiscale diventa decisivo. Fra l'altro aggiungo, per la ricerca di Giulio, che ci sono casi in cui è difficile selezionare il comparativamente più rappresentativo sulla base degli indicatori esistenti, sia di quelli del CNEL sul numero dei soggetti a cui si applica quel contratto collettivo, sia sulla base degli indicatori generali che tutti noi conosciamo, di diffusità organizzativa, eccetera. Perché esistono settori, uno per tutti, gli agenti in libera assicurazione, dove abbiamo un contratto collettivo firmato dalle 3 confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, CGIL, CISL e UIL da un lato, e da un'altra SNA, associazione imprenditoriale rappresentativa, ma non la più rappresentativa del settore, la quale è andata per conto suo con altre organizzazioni sindacali genuine, non maggiormente rappresentative, ma pur sempre genuine, che hanno siglato appunto un contratto a sé stante. In quei casi ovviamente peggiorativo per le condizioni dei lavoratori, eccetera. Quindi sciogliere sulla base del criterio della maggiore rappresentatività e identificare in quel caso il contratto collettivo applicabile, diventa assai complesso, e questo sicuramente è uno dei vari temi di riflessione per tutti noi, in particolare per l'indagine che sta conducendo Giulio. Ora dicevo, se questo è lo scenario di riferimento, se il riferimento è i 6-7 euro l'ora, no, che ci indica Pietro Ichino, e che sono quelli ragionevoli tenendo conto delle condizioni di contesto italiane, se non vogliamo il perpetuarsi e l'aggravarsi di questa situazione dei working poor, è inevitabile assolutamente mettere mano ad una riforma fiscale e contributiva che liberi risorse, che tolga risorse allo Stato, agli enti previdenziali, e li restituisca ai lavoratori, essendo assai complessa e probabilmente controproducente l'ipotesi di farle gravare ulteriormente sulle imprese. Quindi trovo che le conclusioni, ribadisco che citava Claudia, siano molto interessanti e possano costituire un filo conduttore per l'analisi di tutti i singoli profili che sono stati toccati, a mio avviso, in maniera davvero straordinaria da parte di validissimi, bravissimi nostri giovani ricercatori e ricercatrici, e che fra l'altro penso che Carlo si associ con me nella soddisfazione veramente di avere un gruppo di giovani di questo livello davvero
fuori dal comune. Con questo io vi ringrazio tutti, a cominciare naturalmente da Carlo e da tutti i presenti a questo seminario, anche naturalmente chi non ha potuto intervenire ma che ha partecipato insieme a noi, e naturalmente vi auguro una buona prosecuzione e un buon weekend.